Protagonista di questa puntata di Viaggiando Viaggiando sarà Selva di Cadore ed Alleghe, quindi il Civetta. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre alla scoperta di quelli che sono i luoghi più belli vicini a casa nostra. Sapete, noi in questo periodo stiamo facendo un po' una carrellata di tutte quelle che sono le località di montagna fra Veneto, Friuli e Trentino. Oggi, come abbiamo detto, protagonista sarà il Civetta. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Iniziamo il nostro viaggio andando a Selva di Cadore. Bentrovati a tutti i nostri telespettatori. Qui a fianco a me la signora Laura della Torre, che ci farà un po' da guida in questo viaggio alla scoperta di questo splendido paese di montagna. Laura, vogliamo un attimo presentare innanzitutto ai nostri telespettatori Selva? Sì, senz'altro. Allora, Selva di Cadore, come lei già detto, si trova nel Cadore, appunto, è l'ultimo paese del Cadore che si affaccia però sulla Val Cordevole. E questo paese negli ultimi anni è un paese prettamente turistico, considerato il fatto che è stato sviluppato sia d'estate che d'inverno, varia impiantistica. Per l'inverno facciamo parte dello Ski Civetta, e quindi il comprensorio sciistico dello Ski Civetta, e per quanto riguarda l'estate siamo in una magnificenza delle Dolomiti con percorsi naturalistici, escursionistici di livello, direi, internazionale, e quindi con un corollario di rifugi tutto attorno che fanno invidia anche alle nostre vallate, diciamo, più fortunate dal lato economico. In questo momento ci troviamo all'interno del nuovissimo, ristrutturato da pochissimi mesi, Museo Civico Vittorino Cazzetta, sempre con Laura che ormai ci sta facendo da guida, da cicerone alla scoperta dei gioielli di Selva di Cadore, appunto. E dicevo, un museo nuovo, rinnovato, per raccontare la storia e le origini un po' di tutte le Dolomiti, un po' di tutta la zona. Sì, questo è un museo civico, come hai detto, intitolato Vittorino Cazzetta, la cui gigantografia vediamo alle nostre spalle, al quale dobbiamo la scoperta delle maggiori reperti che si trovano in questo museo, cioè la scoperta della sepoltura dell'uomo mesolitico di Mondeval de Sora e la scoperta delle tracce orme di antichi dinosauri del periodo Triassico. Tra l'altro, lì in questo momento stanno partendo proprio delle immagini di quello che è il salone grande di questo museo, dove con questa gigantografia di gesso siete riusciti ad integrarla con questo filmato tridimensionale. Vogliamo raccontarlo un po', cosa stanno vedendo i nostri telespettatori? Sì, certo. Allora vediamo questa gigantografia del masso caduto dai lastoni di Formin, masso di Dolomia, che cadendo ha fatto scoprire delle orme particolari che poi sono state riconosciute come orme di antichi dinosauri che hanno percorso questo territorio lasciando le loro orme. Perché le hanno lasciate? Le hanno lasciate perché in quel periodo, si parla di 250 milioni di anni fa circa, e questo territorio, questo masso, era una laguna in un mare, la cosiddetta Tetide, in un mare tropicale caldo, dove passeggiavano questi antichi dinosauri. Scoperta eccezionale perché sono state, come dicevo, le prime orme trovate in Italia. Quindi una scoperta eccezionale di cui il nostro professor Mietto dell'Università di Padova, che è appunto il direttore scientifico di questa sezione, ha studiato e ha portato alla conoscenza del mondo intero.
Laura, ci troviamo in una sala molto particolare che vuole un po' raccontare la vita di tutti i giorni. Sì, certo, qui siamo nella sezione archeologica, nella sala dove è rappresentata la capanna in cui vivevano questi uomini del periodo mesolitico, quindi stiamo parlando di circa 7500 anni avanti Cristo. E perché questa capanna? Perché proprio qui in zona che si chiama Mondeval de Sora, a 2150 metri sul livello del mare, in comune in territorio San Vito di Cadore, ma in una valle che si affaccia nella nostra Val Fiorentina, a Selva di Cadore, e è stato ritrovato questo reperto, una sepoltura di età appunto mesolitica, con tutto il suo corredo funerario, sepoltura che è stata eclatante come scoperta in quanto è stata sia per la quantità sia per la qualità dei reperti e sia per l'altitudine unica, direi, in tutta Europa, per cui è stata un'impresa scientifica di eccezionale valore. E qui dietro alle mie spalle vediamo appunto la capanna dove vivevano questi uomini mesolitici che d'estate salivano in montagna per praticare la caccia, perché in questo periodo appunto erano cacciatori, raccoglitori di bacche e anche un po' pescatori. E qui vediamo raffigurata una famiglia come poteva essere all'epoca, che con le sue funzioni durante la vita. Nella stessa capanna poi è stata ritrovata questa sepoltura, perché a quell'epoca si usava seppellire il morto proprio nell'abitazione. E intanto ci ha raggiunti anche il sindaco di Selva del Cadore, Ivano Dall'Acqua. Una bella scommessa questo museo, completamente ristrutturato in una nuova veste, e tra l'altro qui dobbiamo dire, dove ci troviamo in questo momento, l'allestimento vero e proprio deve ancora essere completato, però nella prima parte abbiamo visto un allestimento veramente molto molto bello e all'avanguardia. In questa sala abbiamo un allestimento ancora provvisorio, però sotto abbiamo realizzato un allestimento importante anche per valorizzare gli importantissimi reperti che ci sono in Selva di Cadore. A Selva di Cadore, come avete visto, non c'è solo lo sport, il tempo libero, ma c'è anche la cultura. Abbiamo dei reperti di valore internazionale che credo che vanno valorizzati e visti un po' in tutto il mondo. E in questa frazione storica dove si vive appunto il passato di Selva di Cadore abbiamo deciso di fare la visita a degli amici che ci aspettano per raccontarci com'era un po' la vita di tutti i giorni tanti e tanti anni fa. Ma venite con me a scoprire assieme. Permesso? Allora, entriamo, invitiamo tutti gli amici di Telechiara e troviamo qui ad aspettarci la signora Elena con questo meraviglioso costume. Tu come ti chiami? Martino. Martino, e poi abbiamo ancora? Mario. Mario ci spiegherà fra pochi istanti una cosa importantissima per quanto riguarda la tradizione di questo luogo, perché qui c'è anche una grandissima tradizione di insaccati, e il marchingegno che adesso stiamo già vedendo grazie alle immagini di Davide Segalini è proprio per fare degli insaccati. Se ci fa... Questa qui è una madia che usavano per mettere su i secchi dell'acqua, perché l'acqua non c'era l'acqua corrente in casa. Non c'era l'acqua corrente in casa e dovevano andare alla fontana con una specie di manico, non so neanche io, che è questo, vede? Questo sì. Qua. Si metteva nelle spalle, si riempiva e si portava a casa. Così, con i due secchi si portava a casa. Questo era un mestolo che si usava per bere l'acqua che c'era. Là ci sono come delle pentole, diciamo così, questo si chiama brondin, poi c'è la stagnada, un altro piccolo brondin che cuocevano, non so, la fava, l'orzo, le minestre, le patate. Delle pentole, in parole povere.
nube ed era il posto più caldo della casa, e qui guarivano gli ammalati, nascevano i bambini, si faceva filò, si giocava, non so, alle carte o qualche cosa, insomma, per passare un po' il tempo. Siamo arrivati alla fine della prima parte di Viaggiando Viaggiando. Voglio ricordarvi che tra pochi istanti continueremo alla scoperta del Monte Civetta, quindi andremo nell'altra sponda, andremo dalla parte che guarda Alleghe. A tra pochissimo, vi aspetto. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori sempre alla scoperta di quelli che sono i luoghi in questo periodo di montagna più belli vicini a casa nostra. Protagonista in questa puntata è naturalmente la provincia di Belluno, con uno dei suoi gioielli più belli e più importanti, il Monte Civetta. Nella prima parte siamo stati a Selva di Cadore, in questa seconda parte invece vogliamo andare ad Alleghe. Oggi ho il piacere di ritrovare a distanza di qualche anno Italo Mazzonelli. A lui non piace essere definito il direttore marketing del Civetta, diciamo che è il personaggio per eccellenza del comprensorio del Civetta. Noi siamo partiti proprio dal centro di Alleghe con la cabinovia e siamo adesso a quota 2100. Vogliamo parlare di questo comprensorio che ormai è alla soglia dei 30 anni, quindi diciamo che ormai è diventato maggiorenne, più che maggiorenne, bello maturo. E comunque ecco, è l'ultimo nato dei 12 comprensori del Super Ski Dolomiti. Ha quasi 30 anni di vita e è il 12° proprio. E niente, comprende 3 valli, e questo è l'importante, una caratteristica, perché sciando con gli sciapiedi si riesce a passare da Gordino al Cadore alla Val Zoldana, passando attraverso i passi e quindi scavalcando montagne, cambiando continuamente e costantemente visuale e panorama, perché in effetti da qui si possono godere veramente tutte le Dolomiti. Sono circa 80 km di pista, tutte coperte da innevamento programmato, e gli impianti di risalita sono decisamente a livello moderno, e da notare che l'anno prossimo poi sarà caratterizzato dalla nascita, dalla proposta di una nuova telegabina, piani di Pezzè Col dei Baldi, che è comportata di 8 persone, chiuso al coperto, e quindi credo che questa sia una novità, ecco. Noi, dicevo, oggi siamo partiti proprio dal centro di Alleghe, che questa è un'altra cosa molto interessante. Uno in albergo si mette gli sci, può andare direttamente senza neanche prendere la macchina. Beh, direi di sì, anche perché tutti i nostri punti di ricettività in valle hanno la disponibilità di una navetta privata che porta direttamente agli impianti e poi viene a prendere gli sciatori durante tutta la giornata, cioè un andata e ritorno. In più costantemente vi è il servizio di skibus che ogni quarto d'ora 20 minuti passa costantemente da Malgacciapela fino ad Alleghe e quindi rientra. Direi che un'altra, al di là dell'offerta assolutamente di qualità, che chiaramente deve avere proprio per poter far parte del Super Ski Dolomiti, direi che un'altra caratteristica del Civetta è quella del collegamento con tutto il Super Ski Dolomiti. L'offerta del Tour della Grande Guerra è una delle cose che più attrae e che interessa. Difatti, partendo dal Civetta, arrivando poi a Selva di Cadore, uno skibus in breve tempo porta verso Fedare, quindi sulla strada del Passo Giao, perché quindi con gli impianti di risalita al Cinque Torri, Lagazzuoi,
e poi giù verso la Val Badia per rientrare attraverso Arabba alla Marmolada e quindi il rientro. Direi che proprio è uno dei punti veramente più significativi questi delle Dolomiti, queste cose che il Padre Eterno ha lasciato in questo punto, quindi il Pelmo, il Marcora, Faloria, le Tofane, Becco del Mezzodì, Nuvolau, Averau e quindi il Lagazzuoi, per poi arrivare tutto il gruppo del Sella e ancora alle nostre spalle Marmolada e Civetta. Vi svelo un piccolo aneddoto. Io ho iniziato a fare questo programma la bellezza di 8 anni fa. E la prima persona che ho intervistato, il primo luogo che ho proposto ai telespettatori di Viaggiando è stato proprio Alleghe con il compressore del Civetta, e il nostro Italo è stata la prima persona che mi ha accompagnato e la prima persona che ho intervistato, quindi permettimi di ringraziarti. Tu sei stato un grande portafortuna per noi, per me è un grande piacere. Dopo nel corso di questi anni ci siamo incontrati, ma in questo momento per me è veramente molto bello ed è stato veramente un grande piacere ritrovarti a distanza di qualche tempo. Grazie, questo fa particolarmente piacere anche a me, perché credo che solo i problemi, gli interessi che possono andare bene ad entrambe le parti siano quelli che hanno diritto di una maggior ragione, e credo che questo, dobbiamo sperare, possa trasmetterlo anche a chi potrà vedere questi servizi e poter vedere le bellezze che sto Padre Eterno ci ha dato. My song is love. Love to the loveless shore, and it goes up. You don't have to be alone. Your heavy heart. In questo versante del Civetta troviamo due scuole sci. In questo momento ho il piacere di incontrare Franco Zanolli, direttore della scuola sci Coldai Alleghe. E voi avete tra l'altro un'alta specializzazione per quanto riguarda l'insegnamento ai bambini. Ma a che età è giusto iniziare? L'età giusta è sui 4 anni. Dai 4 ai 5 anni, volendo puoi cominciare anche un pelo prima, ma l'apprendimento ideale è dai 4 anni in su. Anche perché dai 4 anni in su il bambino riesce a comprendere e riesce ad apprezzare anche il divertimento e la tecnica in dei tempi relativamente brevi. Anche perché sono come una spugna. È giusto però affrontare sempre come il primo impatto a livello di gioco, penso. Certo. Difatti in questa località siamo forniti anche di un parco giochi, che poi salirete a vedere, in cui i bambini praticamente apprendono le prime nozioni giocando. Anche perché l'aspetto ludico nello sci è indispensabile per i bambini. I genitori sempre distanti quando si insegna? I genitori tendenzialmente sì, anche perché noi forniamo ai bambini una casacchetta di riconoscimento in cui viene inserito un tesserino col nome del bambino e il recapito telefonico del genitore, per cui in caso di necessità noi siamo in grado di recuperare subito il genitore. Parliamo della vostra offerta turistica, siamo nel pieno di questa stagione invernale. Qual è l'offerta turistica che voi come scuola sci proponete? Noi abbiamo dei pacchetti intendiamo dei corsi collettivi che vanno dal lunedì al venerdì, abbiamo delle offerte per gruppi, abbiamo delle offerte per delle gite giornaliere in tutti nei comprensori del Super Ski. E vedo che e abbiamo anche delle offerte chiamiamo ski total, cioè praticamente teniamo i bambini tutto il giorno portandoli ogni giorno in un'area sciistica diversa. Questo penso che tra l'altro anche oltre al divertimento per i bambini e il modo per imparare migliore, penso che sia anche una cosa molto interessante, specialmente per i genitori che vengono qui sicuramente per passare una vacanza in famiglia, ma anche per staccare un po' la spina, quindi è un po' un'evoluzione anche del vostro lavoro, se sbaglio. Certo, il nostro lavoro che è costantemente in evoluzione, perché chiaramente dobbiamo riuscire a stare al passo con i tempi per riuscire a mantenere un giusto posto nel mercato. Lo sci adesso non è più visto semplicemente come uno sport, ma è visto proprio come un insieme di cose piacevoli che fanno rimanere praticamente la settimana bianca come un qualcosa di diverso.
Franco, per avere informazioni su quelle che sono le vostre offerte vogliamo dare magari il sito internet. Certo, noi abbiamo un sito internet e ci potete trovare su dolomiti.it/scuola sci con lei. Grazie. My song is love unknown. La scuola storica di questo comprensorio, naturalmente parlo di scuole sci, è la scuola sci Alleghe Civetta, con Fabrizio Groppa, direttore di questa scuola, per parlare innanzitutto della vostra offerta turistica, ma con te mi interessava anche affrontare un discorso molto particolare che in queste ultime stagioni ha avuto un'evoluzione secondo me interessante. Tutto partiamo dalla vostra scuola sci, un po' qual è la vostra offerta turistica. Buongiorno, sono Fabrizio, direttore della scuola sci Alleghe Civetta. La nostra proposta è rivolta verso soprattutto i bambini. Abbiamo molti maestri specializzati per i bambini, abbiamo maestri specializzati per i diversamente abili e maestri di sci specializzati per lo snowboard e maestri di snowboard. Ecco, questo è l'aspetto che proprio mi interessava, una cosa che ho scoperto tra l'altro da poche settimane. Ci sono i maestri proprio solo specializzati per lo snowboard, mentre invece fino a qualche anno fa erano i maestri di sci che prendevano una specializzazione a parte. Sì, praticamente adesso c'è la figura da qualche anno di maestro proprio di snowboard. Quindi poi anche lui può fare eventualmente le specializzazioni per i disabili, abbiamo anche un maestro anche per i diversamente abili. Beh, un'altra cosa che mi interessa moltissimo è di questo discorso, questa specializzazione per i diversamente abili. Si vedono sempre più diversamente abili, per fortuna, praticare anche questi sport invernali. Sì, già da qualche anno c'è anche un'associazione che tratta questo tema, che secondo noi è molto importante per comunque dare la possibilità anche a queste persone di avere un approccio sulla neve e potersi divertire come tutti gli altri alla stessa maniera, sia con lo sci che con lo snowboard. Quindi la specializzazione non è fatta così a caso, è abbastanza precisa, molto intensa, quindi sono veramente preparati i maestri per poter dare un risultato e anche dare un obiettivo all'allievo soddisfacente, insomma, che si divertano soprattutto, perché comunque sono persone come noi, non sono diversi. Assolutamente, anzi penso che per un maestro avere la soddisfazione di portare un diversamente abile a farsi una bella sciata penso che ti arricchisca anche interiormente. Sicuramente, sicuramente. Per avere informazioni per quanto riguarda la vostra offerta turistica vuoi ricordare anche tu il sito? Allora, per l'offerta turistica della nostra scuola potete visionare il sito www.scuolascialleghecivetta.it e per informazioni info@scuolascialleghecivetta.it, dove troverete informazioni sui nostri corsi collettivi, lezioni private. Abbiamo anche la possibilità di dare in tempo reale la situazione meteo, le webcam per vedere in tempo reale sempre le situazioni delle piste del nostro paese e anche altre possibili offerte che possiamo avere. Grazie Fabrizio. You put me on a line, hung me out to dry. Darling, that's when I decide to go see. You cut me down to size and opened up my eyes, made me realize what I could not see. And I could write a book, the one you'll say that shook the world, and then it took it back from me. E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio. Naturalmente un ringraziamento a tutti quanti voi, amici telespettatori, che ci seguite sempre con tanto affetto. Voglio ricordarvi che anche questa puntata la potrete rivedere tra pochi giorni sul nostro canale di YouTube, quindi digitando in qualsiasi motore di ricerca Telechiara Produzione, Viaggiando Viaggiando, oppure il nome e cognome del sottoscritto, quindi Piero Brazzale. Voglio ricordarvi anche che però già da qualche mese abbiamo il nostro... siamo presenti su Facebook, quindi cercate Viaggiando Viaggiando, diventate i nostri fan, anche lì le puntate disponibili, ma anche tutta una serie di gallerie fotografiche e di informazioni un po' del dietro le quinte di come si realizza una puntata di Viaggiando Viaggiando. Per oggi è proprio tutto, l'appuntamento con noi fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete e come di consueto viaggiate assieme a noi.